Cari giovani, ci rivolgiamo a voi con gioia e speranza. Alcuni di voi si stanno preparando per raggiungere Roma, per vivere questo Giubileo dei Giovani. Naturalmente ci saranno altri che seguiranno da casa, nelle proprie comunità, questa esperienza che vivremo qui a Roma. A tutti voi vogliamo dire che questo è il tempo per essere pellegrini di speranza. Papa Leone ci ha richiamato più volte a essere costruttori e artigiani di pace, a fare di ogni nostra comunità una casa della pace, nella quale, come lui stesso ha detto, si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono. E questo è lo spirito che vi invitiamo a vivere. Lasciatevi guidare dalla provvidenza. Come Don Bosco, che nel sogno di 9 anni si sente dire: ecco il tuo campo, ecco dove tu devi lavorare. Anche voi siete chiamati a coltivare la pace nel campo là dove la vostra vita si svolge, la vostra famiglia, la scuola, la comunità. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, Gesù ci racconta di un seminatore. Alcuni semi cadono sulla strada, altri fra i sassi, altri fra le spine, ma alcuni cadono sul terreno buono e portano frutto, fino al 100 per 1. Voi siete quel terreno buono e noi vi diciamo: siate seminatori e terreno di pace, piantate semi di speranza e riconciliazione ovunque vi troviate. La bolla di indizione del Giubileo, spes non confundit, la speranza non delude, ci ricorda che gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, che è l'esigenza della pace, esigenza che interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. La vostra vita diventa testimonianza di pace e di riconciliazione. Siate testimoni, ma anche missionari di pace e di speranza. Che ogni vostro passo porti luce dove c'è disperazione. Che ogni vostra parola o gesto sia un seme buono nel cuore degli altri. Che ogni vostra scelta annunci il Vangelo con la vita e costruisca un mondo più giusto e fraterno. Ci vediamo a Roma o nel cuore delle vostre stesse comunità, in contatto con i social media. Con Don Bosco e Maria Ausiliatrice camminiamo insieme da pellegrini di speranza.